E ci hanno raggiunto in studio due nuovi ospiti. Pietro Rambuschi alla mia destra, capogruppo del PDL al Comune di Portogruaro, ideatore del gruppo per il cambiamento. Oggi vediamo che il PDL è in caduta libera. Ecco, io l'ho sempre detto che il PDL non è un partito, non è mai stato un partito, ma è formato da due partiti, che è Alleanza Nazionale e Forza Italia. È ora di smetterla con questo matrimonio. Bisogna scindere queste due forze politiche e ognuno corra per la propria parte. Come ripeto, il PDL è in caduta libera. Noi coordinatori comunali siamo, se non altro, imbarazzati perché non sappiamo cosa rispondere agli elettori, e questo sicuramente verremo penalizzati maggiormente in quel di marzo. Ecco, ma la soluzione più immediata chiaramente forse è quella di dire bene, facciamo nuovamente scendere in campo Berlusconi, si ricambia Berlusconi e quindi magari riesce a prendere un bel po' di voti, forse, no? Almeno forse. Che Berlusconi debba pensare al fatto di andare in pensione, questo è un qualcosa di normale, perché anche lui deve ragionare in merito a ciò. Ma la cosa buona che aveva fatto Berlusconi e sta facendo in questi giorni, e spero che si concretizzi sempre in questi giorni, è il fatto di ritornare alla vecchia Forza Italia. Ma la vecchia Forza Italia, io ripeto, non deve essere però un salvataggio per alcuni di Alleanza Nazionale che vogliono entrare anche in Forza Italia. Quelli di provenienza Alleanza Nazionale devono andare con Alleanza Nazionale, tutti, compreso Matteoli e Santanchè. Bene, io ringrazio Pietro Rambuschi ed ora